Benissimo, siamo qui con Jonathan Montanariello, primo giorno di insediamento, anzi, del Consiglio regionale. Quali sono le sensazioni? Primo giorno, giornata anche un po' particolare, vabbè, sarà una giornata fortunata, siamo qui, siamo da stamattina per svolgere un po' di pratiche piuttosto che un brief preconsiliare, siamo qui pronti. Quali saranno le prime iniziative che pensate di portare avanti? Sicuramente oggi nessuna, perché c'è solamente uno svisceramento burocratico di quelle che sono le nomine degli uffici di presidenza. Dopo, quando incominceremo a lavorare, da una parte seguiremo l'agenda regionale e rappresenteremo il nostro territorio in maniera puntuale, e dall'altra porteremo quelle istanze all'attenzione laddove servirà, come è giusto e doveroso che sia. Sarà un consiglio con una maggioranza schiacciante? Come pensate di organizzarvi con l'opposizione? Ma sfatiamo, lo dicevo l'altra sera, sfatiamo la vicenda dei numeri. Sicuramente c'è una maggioranza, c'è una minoranza, e non serve avere maggioranze schiaccianti per voler imporre provvedimenti, basta anche avere semplicemente un voto in più dell'emiciclo, quindi che ce ne siano 10, 20 o 30 in più è comunque una maggioranza e una minoranza. Noi, come abbiamo sempre detto, sfideremo da una parte la maggioranza con proposte, con istanze, con percorsi che proporremo in maniera propositiva nell'interesse dei territori, e faremo un'opposizione seria, ovviamente di controllo ma anche di proposta. Dall'altra, laddove qualcosa dovesse non andare come è giusto che vada all'interno delle nostre dinamiche territoriali, saremo anche pronti a fare una minoranza forte, barricadera e che non risparmia nulla alla maggioranza. Quindi bisogna vedere passo per passo. Noi siamo qui a farci sentire, a portare le istanze del nostro territorio. Se ce le riconoscono, ben venga il dialogo; se non ce le riconoscono, faremo quello che sappiamo fare, anche la minoranza barricadera. Ci sono ben 3 consiglieri chiogiotti, ci potrà essere una collaborazione anche in questo senso? Chiariamo subito questa cosa qui, perché ogni volta anche voi di Chioggia Azzurra, la foto, tutti insieme, noi siamo 3 consiglieri di 3 partiti e di 3 entità diverse. È ovvio che quando si parlerà del nostro territorio non faremo solo noi squadra, ma chiederemo anche ai nostri gruppi di darci una mano a fare squadra, perché 3 su 50 è come averne 1 su 50. E quindi è ovvio che per l'interesse della città faremo tutto quello che serve, evitando ogni frizione tra noi, fermo restando che siamo 3 consiglieri di 3 gruppi diversi con 3 ruoli diversi. Quindi non siamo l'allegra famiglia veneziana quando veniamo qui in trasferta. Io considero comunque il 5 Stelle un partito politicamente da combattere, consentimi il termine, nella mia città, come qui la Lega è un partito che non è sicuramente il mio per ideali piuttosto che per sinergie, come io lo sono per loro di riflesso. È ovvio che quando si parla di Chioggia siamo un'unica squadra, però un'unica squadra con 3 magliette diverse. Anche il Comune di Venezia avrà bisogno di un aiuto forse da parte di consiglieri che conoscono il territorio della provincia di Venezia, perché certo, invece la città Comune di Venezia non è molto rappresentata all'interno. Diciamo che non ci sono territori più o meno rappresentati, siamo in 2 all'interno della provincia e sostanzialmente anche ben distribuiti, uno il Veneto orientale, uno la parte sud, riusciamo a coprire tutto, a differenza di province baccanti per quanto riguarda il nostro asse di centro-sinistra. Noi ne abbiamo 2, quindi faremo quello che va fatto, non sottrarremo il nostro impegno neanche nella frazione più residuale, se così si possa dire, senza offesa per nessuno, della città metropolitana. Grazie mille per la disponibilità. Grazie a te. Ciao.